Cari amici del web, benvenuti a Sicilia Opera Academy. Ci troviamo in compagnia dell'agente lirico e baritono, il maestro Franco Silvestri. Grazie innanzitutto per essere qui con noi oggi. Ci troviamo nella sede di Sicilia Opera Academy in occasione del masterclass del maestro Marcello Lippi. Il maestro Franco Silvestri è qui oggi per audizionare gli allievi del masterclass del maestro Lippi. Come giudica, maestro Silvestri, questa nostra iniziativa di mettere in contatto il mondo del lavoro e quindi un agente lirico importante di fama come lei con i giovani che ovviamente sono in cerca di scritture? Ma credo principalmente, grazie, credo principalmente di dovervi ringraziare per questo invito, in quanto credo sia fondamentale che le accademie, piuttosto che le grandi istituzioni, piuttosto che le scuole che hanno un grosso numero di allievi, eccetera, abbiano e debbano avere questo contatto con, con quelli che poi sono coloro che sono chiamati a spendersi e a mettere la faccia prima di coloro che cantano nei confronti dei direttori artistici e nei confronti degli organizzatori di eventi. Dobbiamo crederci noi prima di tutti, perché se poi non ci crediamo noi nel presentare un artista, è chiaro che questo artista farà sempre più fatica. E quindi plaudo a questa iniziativa di invitare noi agenti e gli operatori di teatro, siano essi direttori artistici, consulenti artistici, per audizioni o per verificare il grado di preparazione che i vostri allievi che vengono da molte parti d'Italia, d'Europa e mi risulta anche da extra Europa, possono avere e possono portare, ecco. Maestro, oggi abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata prima di questa intervista e mi colpiva quello che mi diceva a proposito del tutto subito che purtroppo nella società odierna si è venuto a, diciamo, ad instaurare anche nella mentalità dei giovani e parlando di lirica anche dei giovani artisti che si avvicinano al mondo dell'opera e poi appunto del mercato. Lei che consigli, che opinioni ha in merito a questo argomento e appunto cosa vorrebbe dire ai giovani riguardo lo studio e la preparazione? Vexata questio, ovvero io credo che di poter dire con buona pace di tutti, diffidate da chi vi dice farò di te Di Stefano, farò di te la Callas in 4 mesi. I 7 kg in 7 giorni non esistono nel canto come non esistono nelle diete, come non esistono in tutte le cose. Ci vuole il tempo e lo studio, l'abnegazione, la costanza, quella che io definisco fra virgolette la cattiveria, insomma tutto quello che non ho avuto io quando dovevo fare il cantante, insomma. La pazienza non solo di, mi spiego, un giocatore di calcio non può pretendere di giocare in Champions League se sa a malapena tirare in porta, fare 4 palleggi e un passaggio laterale. Se un giocatore non ha tutte le doti tecniche e fisiche per affrontare una partita di Champions League, come potrebbe essere un allenamento duro, una maturazione del fisico, una maturazione della tenuta psicologica, affrontare 90 minuti di una partita di Champions League per un giocatore a quel livello è come per un cantante affrontare uno spettacolo in un grande teatro. Ci vuole anche la capacità psicologica, la maturazione per poter reggere il carico di lavoro
anche psicologico che uno ha. Prima cosa. Seconda cosa, molti ragazzi arrivano alle audizioni con preparazioni latenti, dove manca sempre qualcosa. Perché? Perché bisogna fare in fretta ad arrivare. Se invece di perdere del tempo e del denaro per prodursi in audizioni nei teatri piuttosto che con agenti, che non possono avere un esito più che positivo, ma allora investite nello studio. Non studiare torna sempre indietro con gli interessi. Approfondire torna sempre indietro con gli interessi. Sprecare del tempo per girare l'Italia in una sorta di pellegrinaggio da malati terminali non ha senso. Studiare invece bene e presentarsi super preparati, allora poi farà cogliere i risultati. Cosa voglio dire? Voglio dire che io ricordo 20 anni fa, in un'audizione al Teatro Carlo Felice, e la racconto sempre perché mi sembra emblematica di quello che c'era una volta e quello che c'era oggi. 20 anni fa, in un'audizione al Teatro Carlo Felice, c'erano 7 artisti che si presentavano. Questi 7 artisti si chiamavano all'epoca, e quindi avevano 20 anni di meno di oggi, Francesca Patanè, Fiorenza Cedolin, Alberto Mastromarino, Carlo Guelfi, Renzo Zulian, Fabio Sartori e immodestamente sottoscritto. L'esito di quell'audizione fu che ne scritturarono 2. Non sto a dire i nomi perché non voglio fare cose, non voglio dire cose che poi magari, visto che sono passati 20 anni, la memoria potrebbe anche non assistermi, però il ricordo era di 2 che ne presero, e non per fare cose eclatanti, un paio di recite delle seconde compagnie, eccetera. Oggi questi stessi 6 cantanti, se dovessero un teatro scritturarli, dovrebbero chiedere dei mutui per pagare i loro cachet. Ed eravamo nel 92, dove c'erano 6 voci, lasciamo perdere quella del sottoscritto, che erano 6 colpi un centro, 6 colpi 6 centri. Oggi io ho avuto recentemente, finché non ho deciso di non fare più audizioni oves et boves, ma gli ultimi turni di audizione che ho fatto con 25, 30, 35 persone, c'era da ringraziare il Padre Eterno se veniva fuori un gastone della Traviata. Ma allora è cambiato qualcosa? O sono io che sono diventato cretino e non capisco più niente di voci, oppure vuol dire che c'è qualcosa nello studio che non funziona. Ecco perché dico studiate. E non abbiate paura di chiedere ai vostri insegnanti ragione del loro insegnamento. Perché di apprendisti stregoni di azzeccagarbugli ce n'è un bilicaio. Perché oggi uno si alza la mattina, cosa faccio? Il maestro di canto. Come quelli che si alzano la mattina, cosa faccio? L'agente lirico. E allora c'è quello che ti dice affonda, c'è quello che ti dice alza, c'è quello che ti dice apri e c'è quello che ti dice chiudi, c'è quello che ti dice metti la bocca così e quell'altro che ti dice metti la bocca cosà. E uno dove arriva? Arriva a sfondare. Allora abbiate la criticità dell'apprendimento. Chiedete conto di cosa vi dicono i vostri insegnanti. Se dopo aver cantato e dopo aver fatto dei vocalizzi o degli esercizi rimanete afoni, una ragione ci sarà. E se uno rimane afono vuol dire che non funziona.
Ma non perché il cantante è un cretino, ma per il semplice motivo che se l'esatta emissione e l'esatto modo di emettere il suono è quello del neonato, avete mai visto un neonato quando è nell'incubatrice? Strilla come un'aquila, non gli va mai via la voce. E ci sarà una motivazione. Perché respira giusto. Perché sa dove mettere la respirazione, sa come si emette il suono. Sa, gli viene dalla natura. E allora perché un cantante dopo aver fatto i vocalizzi, quindi aver emesso dei suoni, deve diventare afono? Forse perché c'è qualcosa che non funziona, o nell'insegnamento o nell'apprendimento. Allora chiedete ragione. Ecco perché dico studiate tanto. E poi l'altra cosa che dico e sulla quale mi trovo sempre a dover tribulare, non leggete solo le palle bianche e le palle nere che ci sono scritte nello spartito. Non sono quelle che contano, cioè quelle contano, va bene, ma non sono solo quelle che contano. Perché bisogna sentire costantemente cantare tra il mezzo forte e il forte? Non credete che anche avendo la bella voce si vinca con la bella voce, perché la bella voce, tutto sommato, dopo 5 minuti di bella voce sempre sul mezzo forte, uno si rompe pure le scatole di sentirla, dice sì, tanto bella, ma fammi un colore. La Callas, che non era notoriamente una bella voce, se proprio di bellezza vogliamo parlare, passati i primi 2 minuti dove uno doveva orientarsi nel oggettivamente capire che cosa ascoltava, poi veniva rapito, perché era una tavolozza di colori immensa, era una lezione ed è stata poi la Callas l'innovatrice del teatro moderno. Perché? Perché sapeva leggere dentro lo spartito. Se una frase è discorsiva, non me la devi romanzare. Il recitativo si chiama così perché è recitativo. Quante volte sentiamo dei recitativi che durano settimane, con code, controcode, mezze code, codini e codoni, quando alla fine si potrebbe risolvere in 40 secondi, ma fatti bene. Ecco perché dico leggete. I piani bisogna farli. Sappiate cosa c'è in orchestra, informatevi cosa c'è in orchestra, ascoltate cosa c'è in orchestra. Altro piccolo ricordo. Studiavo Aida con un vecchio spartitista che era il maestro Renato Sabbioni, Dio lo abbia in gloria per tutto il bene che ha fatto a tanti cantanti. E lui era stato maestro di sala di Antonino Votto. Io credo di aver avuto una grande fortuna nella mia breve carriera artistica durata 6 mesi, quindi di aver avuto la gioia di poter studiare con il maestro Sabbioni, che era stato il pianista di sala, dopo diventato direttore d'orchestra, ma quando era giovane alla Scala, il maestro di sala di Antonino Votto. E dall'altra parte con Cesare Alfieri, Dio abbia in gloria anche lui, tutti e due morti tragicamente purtroppo, che altro non era che il maestro di sala di Tullio Serafin. Quindi gente che mi ha trasmesso tutta una certa genealogia dell'opera. E il maestro Sabbioni, studiando Aida, si arrivò a un punto, il sacro bando di Dio temprato per tuo mandimenti al nemico, il folgore morte. Fatto il folgore morte, lui chiudeva gli occhi, appoggiava le mani sul pianoforte e facendo gli accordi, pom 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 pom, chiudeva gli occhi e mi diceva, mo adesso scurrissi un po' perché sotto ci sono i corni.
chi te lo dice più che cosa c'hai sotto in orchestra? Allora, tante volte si arriva con la voglia di aggredire una frase quando sotto c'è un plin plin di un violino o uno sfigatissimo, nulla che, per carità, non voglio essere offensivo nei confronti dello strumento, ma dico uno sfigatissimo oboe. Cioè, pensate a quei baritoni che aggrediscono il Balen come se cantassero la sortita di Amonasro. E sotto c'hai l'oboino che ti fa, il clarinetto va pi 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 po 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 po, e il baritone, il male, ah, canta. Questo non lo si dice più, quindi studiate in questa maniera, guardate cosa c'è scritto, guardate quello che c'è scritto, guardate le forcelle, i piani e i forti. Se a me un mezzosoprano viene a cantarmi la Carmen e mi fa l'amor, 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 ma io scappo se sono Don Giuseppe, ma me la do a gambe levate. Cioè già Carmen mi sturba per conto suo. Se poi mi viene a dire l'amor in quella maniera lì, ma da Siviglia sono già a Barcellona. Invece di avere quelle noa, l'amor, 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 e poi rinforzi l'amor, l'amore fa de bohème. Il gioco della musica è lo stesso gioco della seduzione. Chi sa cantare sa sedurre. Chi non sa sedurre non credo che sappia cantare. Maestro Silvestri, la ringrazio a nome mio e dei nostri amici che ci seguono adesso sul web per queste sagge parole e questi insegnamenti che ci ha trasmesso. Ricordiamo a chi ci guarda, a chi non lo sapesse, che il maestro Silvestri è un agente lirico fra i più importanti, Lirica International è la sua agenzia che ha sede a Verona. Oggi, maestro, lei audizionerà gli allievi, come dicevamo all'inizio della nostra intervista, del masterclass del maestro Lippi, e io le auguro di non ascoltare o di non trovare un Gastone per la Traviata, ma tante Violette e tanti Alfredi che possano calcare le scene e, perché no, essere anche presi nella sua agenzia. Al di là dell'auspicio che faccio mio e che sposo, ma dirò di più, mi accontenterei anche di non trovare una Violetta o un Alfredo o una Carmen oggi, ma se invece di di trovare dei paragastoni o dei paracommissionari, trovassi l'idea di avere davanti un Alfredo fra un anno o una Violetta fra un anno, sarei tanto contento, a patto che abbia quella serietà nello studio, quella abnegazione, quella sana cattiveria che serve per imparare ed apprendere. Senza di quella, poi vabbè, contano gli agenti, poi c'è tutto il resto, contano gli agenti, va bene, contano tante cose per entrare in teatro e ci sta tutto. Però poi alla fine e la testimonianza che ne ho avuto è stata l'ultimo concorso Aslico, in cui una giovane russa arrivata in Italia senza alcuna raccomandazione, senza alcun santo in paradiso, senza alcun parlamentare, onorevole, senatore, presidente del consiglio, cardinale, vescovo e papa, che l'abbia, Pope, visto che è russa, che l'abbia raccomandata, è arrivata lì, ha aperto la bocca e con i suoi meriti e un certo studio che ha fatto
devo dire con molto profitto, visto che l'ho seguita io, ha vinto il concorso, vincitrice assoluta per il ruolo di Lucia, che non è un ruoletto del cavolo, senza, senza nessuno che la aiutasse, perché poi io non è che posso intervenire nei concorsi su una commissione internazionale che andava da quello di Vienna a quello di Montpellier, piuttosto che a quello di Venezia, piuttosto che a tutta una serie di giurie internazionali. Perché? Perché è una figliola che ha studiato come doveva studiare, nella maniera giusta, ha mantenuto la giusta freddezza. Mi ricorderò sempre quello che mi disse, mi ha detto un direttore artistico che l'ha ascoltata, mi ha detto: vede Silvestri, prima di lei c'erano arrivate 8 Lucie, tutte a fare tutti i chicchirichicò, tutti i picchettati e i sovracuti. Questa è arrivata dentro, ci ha fatto il dolce suono, mi colpì di sua voce e ci ha stesi tutti. Poi ovviamente ha fatto anche il resto, non è che ha fatto solo... Ma già dal dolce suono li aveva messi tutti per terra. È la differenza che c'è, e qui chiudo perché ho già rubato troppo tempo alla vostra bontà, ma io poi quando parlo di canto divento un fiume in piena. Eh, questo perché dicevo, c'è una grande differenza, una grandissima differenza tra l'essere anche buoni cantanti e essere artisti. L'artista è un'altra cosa. Di buoni cantanti, non voglio dire è pieno il mondo, ce n'è. Di artisti ne sentiamo tanto la mancanza. Io vi ringrazio ancora, faccio un grande in bocca al lupo a Sicilia Opera Academy e così spero di avere nuovamente la possibilità di, compatibilmente con i miei impegni e con le organizzazioni dei vostri masterclass, di poter nella mia povertà contribuire ad aiutare le vostre selezioni e a, qualora uscissero quei prodotti che tutti ci auguriamo possano uscire, contribuire a potervi far dire: questo è stato un ragazzo che è diventato qualcuno grazie a Sicilia Opera Academy. Grazie, il suo speech ovviamente è anche il nostro, grazie ancora per essere qui e speriamo di vederla presto, è stato un piacere, Grazie a voi. arrivederci, arrivederci.